contento. Quindi si sono preparati prima, hanno messo come priorità il culto al Signore e siamo tutti insieme per adorare il nome del Signore. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento, chiedendo che Lui ci guidi stamattina e che Lui riceva la nostra adorazione, perché molte volte noi diamo qualcosa a una persona, un regalo, che non piace a quella persona, ricevi per educazione, ma Dio è diverso di noi. Lui non riceverà per educazione, o lui riceve o non riceve. È come l'offerta di Abele e di Caino. Una lui ha accolto e l'altra ha rifiutato. Comunque che oggi la tua offerta sia accettata al Signore. Prega dicendo: accetta la mia offerta, accetta la mia preghiera, accogli, Signore, le mie richieste, esaudisci i miei desideri secondo la tua volontà. Amen. Preghiamo nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù siamo qua radunati per adorare e benedire il tuo santo nome. Grazie, Signore, di questa mattina, del privilegio che ci dai di poter essere qui insieme per lodare e benedire il tuo santo nome, Signore. Grazie di tutto quello che hai fatto, di tutto ciò che stai facendo e tutto ciò che ancora farai, perché so, Signore, che noi siamo nelle tue mani, siamo popolo tuo e pecore del tuo gregge. Non abbiamo un altro Dio, Signore. Gli idoli abbiamo messi fuori della nostra tenda, dei nostri limiti, dal perimetro che tu ci hai fidato, Signore. La nostra casa, la nostra famiglia ti adora. Signore, come gli ebrei hanno immolato quell'agnello e hanno sparso sull'artice della porta, dicendo: qui in questa casa, Signore, tu regni. Qui in questa casa tu sei il pastore. Qui in questa casa tu sei condottiere. Qui in questa casa tu sei il Signore. Tu sei la guida della mia famiglia. Tu sei la provvidenza della mia famiglia. Signore, siamo qua nel tuo nome oggi, questa domenica, primo giorno della settimana, come ieri sera facevo la mia preghiera e dicevo: Signore, fa finire le cose, Signore, fa finire, Signore, come tu hai detto basta in quel momento, in quella settimana di angoscia che i discepoli hanno vissuto, perché pensavano di averti perso. Ma la domenica è venuta una notizia che ha portato gioia, spavento, una novità. Signore, fa novo ogni cosa.
Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra per la luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. 502. Alleluia. 502. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Il testo c'è? Gesù, dolce musica al mio cor, Gesù, solo tu non cambi mai, Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. Gesù, così bello è amare te, Gesù, odi sempre il mio pregar, Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi tu. Gesù, tu dal cielo tornerai, Gesù, la tua chiesa rapirai, Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità, sempre insieme per l'eternità. Amen, fratelli.
Leggiamo un versetto della parola di Dio, mentre siamo in piedi ancora. E vorrei leggere il testo che si trova in Apocalisse. Capitolo 1, versetto 12. O meglio, versetto 9. Apocalisse, capitolo 1, versetto 9. Così meraviglioso, non toccare più. Non è un gioco, ragazzi. Lasciate com'è, perché se state a giocare è peggio ancora, vedi? Non sento. Dobbiamo mettere un qualcosa che parliamo qua e loro devono sentire, perché non riescono a sentire dentro. Allora, io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, in questa grande tribolazione di microfono oggi. No, fate così. Non è il blu.
troppo alto, ragazzi. Ecco. Basta, non toccare più. Allontanatevi, vi sgrido. Allora, quelli che sono a casa mi sentono? È proprio uno scherzo. Va bene, fratelli. Dio è grande. Quindi facciamo una preghiera in questo momento perché il Signore possa aiutarci nella missione che ci ha dato. Perché pensavo stanotte, mentre pregavo, dicevo, la missione non mi ha dato solo il Signore, non è una missione mia, personale, è una missione nostra, una missione che il Signore ci ha affidato, una missione che il Signore ci ha detto, io vi voglio usare per la mia gloria. E quindi non possiamo pensare è la missione del pastore, no. Siamo tutti in missione, tutti in missione. E le responsabilità sono uguali. La differenza è che occupiamo spazi diversi, capito? La responsabilità è la stessa. E volevo parlare molte cose, ma se parlo il mio dolore non cessa. Ma volevo dirvi che la responsabilità è la stessa. Non è perché ho la chiave che ho il compito di arrivare lì per aprire solo. Apriamo insieme. Non è che ho la chiave, che ho il compito di, quando arrivate vedete la chiesa pulita. Possiamo tutti noi fare. Tutti noi abbiamo responsabilità con questa missione. Però alcuni si danno più da fare, altri danno le sue scuse, altri non possono perché hanno i suoi limiti fisici, e si capisce, ma abbiamo bisogno di tutti. Non è che io ho bisogno, perché mi piace essere in comunità e il mio bisogno è di essere insieme, perché io non sono stato fatto per vivere solo, ma come comunità abbiamo bisogno di stare insieme, ma di occupare gli spazi perché la missione sia fatta, perché quando arriverò dal Signore io devo rendere a Lui quello che mi ha affidato, come voi. Lui dirà, ma quella missione là che ti ho affidato, l'ha svolta? O tu hai lasciato solo nelle mani del pastore? Abbiamo un programma mensile di attività, di evangelizzazione, di studi biblici, di preparazione. Abbiamo le attività missionarie, di sociale, di distribuzione del pacco alimentare. Ieri qua è stata una mattina benedetta di distribuzione di pacco alimentare. Abbiamo distribuito tantissimi pacchi che non so dire la quantità, ma questa stanza era piena di cibo perché non c'entravano dentro, non entravano dentro. Allora abbiamo messo tutto qua fuori e vedete che non c'è più nulla. Abbiamo distribuito tutto. E questo è Vangelo, questo è il Vangelo. Il Vangelo è questo, è avere cura delle persone, perché noi compiamo la legge in Cristo. La legge viene compiuta da noi in Cristo, perché non siamo capaci di compiere tutti i 600 e tanti regole della legge, non siamo capaci, ma in Cristo compiamo la legge,
Per questo lui ha detto diverse cose, ha detto io sono Signore del sabato, ha detto io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Lui ha detto tutto quello per dire la legge è compiuta in me. Se mi seguite, compirete la legge. Se mi amate, compirete la legge. E Gesù ha detto a Pietro, mi ami tu? E qual è stata la richiesta di Gesù a Pietro? Pasce le mie pecore. E noi pensiamo a volte che le pecore sono così belle come la smeralda, sempre bella, i fratelli tutti sempre tali, sempre. Ma no, un giorno c'era una donna cananea che urlava, Gesù! Gesù! E i discepoli la sgridava, stai zitta. E Gesù ha detto, ma io non sono venuto per le pecore perse di Israele? Ossia, Gesù ha detto, questa è anche pecora. Non è dentro il gregge, anche se è fuori, è la mia pecora. E io sono venuto proprio per riscattarla, per portarla al gregge. Amen? Glória a Dio. E quindi, fratelli, preghiamo per l'opera missionária, per i nostri missionari. Stiamo affrontando um período muito difficile di infermità. In ogni casa di missionário c'è una prova. La mia casa sono io. Priscilla sta bene, grazie a Dio. Nella casa di pastore Vito è lui che si è ammalato con febbre a 40 gradi. Non riesce nemmeno a alzarsi. Una settimana di malattia preso. Nella casa di Marco è Denisa. E così è. Però noi continuiamo fedeli al Signore, perché passerà. Domenica ero in ospedale ricoverato, oggi sono qui. E io dicevo al Signore in lacrime, Signore, se è finito il mio tempo, fammi capire e basta, io smetto. Farò quello che tu mi vuoi che tu vuoi che faccia. E il Signore ha detto, questa malattia finirà come una notte che finisce. Però è nel mio tempo. Lui vuole vedermi dare gloria. Io non posso entrare in ospedale, perché in ospedale non si evangelizza, ma io ho evangelizzato dentro il pronto soccorso. Nella domenica, io ero dentro una stanza da solo e accanto c'era un anziano. Io ho predicato la parola a lui. Posso fare una preghiera? Sì. Signore, non avevo forza per niente, ma facevo, Signore, portavo su, al primo piano. Arrivava un altro. Io ho avuto quasi 9 o 10 persone accanto che arrivavano e alla fine sono rimasto solo. Quando sono andato, la stanza si è riempita, 4 persone. Ma io occupavo, ho detto, guarda che ero io e 3 letti vuoti. Padre, Filho e Spirito Santo con me, occupando la stanza. Ma come ero lì e la dottoressa diceva, 7 giorni passerai qua. Io ho detto, 7 giorni não, che ho da fare. E lei diceva, ma tu malato stai pensando in fare cosa? Ah, io sono impegnato in un'opera, dottoressa. E quando lei ha detto una parola a me, io ho detto un'altra a lei, e lei, tu ci credi così, io non ci credo così. Ho detto, ma lei credendo o non credendo, Gesù Cristo è il Signore e tornerà. Anche alla dottoressa ho detto il messaggio. Fratelli, dobbiamo predicare la parola tempo e fuori tempo. Non possiamo essere limitati dalle nostre sciagure. Non dobbiamo essere limitati dalle nostre ansietà.
Non dobbiamo essere limitati dalle nostre cose, necessità, no. Tempo e fuori tempo. Ah, ma non è tempo di fare l'opera perché adesso... non è tempo che tu sia preoccupato con questo, perché l'opera è sempre tempo di farla, perché è del Signore. Amen? E la parola dice che quando i discepoli erano tutti in ansia per l'avvenire, Gesù ha detto: non siate in ansietà per niente, per nulla. Cercate prima, ci ha dato la ricetta, cercate prima e la sua, e altre cose vi saranno sopraggiunte. Allora, fratelli, c'è la ricetta. E perché tu sei piena di ansietà e pieno di ansietà? Perché tu non stai seguendo la terapia del dottore. Tu non stai seguendo il consiglio di quello che parla e si responsabilizza. Non esiste uno che sia più responsabile che Gesù. Gesù è il più responsabile di tutti qua dentro questa stanza. Perché una volta ho detto a un fratello: fai questo per il Signore. Non, pastore, perché io ho responsabilità con la mia famiglia, come se io non avessi. Noi non siamo qua stamattina perché siamo irresponsabili. Noi siamo qua perché serviamo a uno che è più responsabile di noi. E lui si responsabilizza per la tua casa, per la tua famiglia, per tutte le cose. E tu dai passi e lui fa la strada. Tu cammini e lui fa la... E quando tu non hai la forza di camminare, lui ti dà la forza. Alleluia. La parola dice che Paolo ha detto a Timoteo: rinforzati nella grazia del Signore e nella forza della sua potenza. Non ha detto a Timoteo: stai lì, oh caro Timoteo, so che questa oppressione, questa difficoltà è grande. Non ha coccolato lui. Ha rinforzato quell'uomo di Dio, perché ha detto: risveglia il dono di Dio che ha in te. No, non puoi rimanere così. Alzati, Timoteo. Io mi ricordo della tua fede, di cui hai ricevuto dalla tua mamma e dalla tua nonna. Tu, essendo figlio di un padre greco, Timoteo, c'era una storia di abbandono, di paterna, di mancanza di figura paterna. Ma la sua storia non lo ha limitato. Oggi il Signore sta dicendo: tu, se vuoi, avanzi nella potenza del mio nome, nella potenza che hai in me, nella grazia che ti do, avanza, perché non è tempo di restare fermo. Non è tempo di restare fermo. Dio ci ha dato una unzione di movimento. Lo Spirito Santo è in movimento nella nostra vita. Quindi preghiamo in questo momento perché noi facciamo missione insieme. E se esistono questi fratelli in altre basi qua, le persone che sono evangelizzate, perché noi preghiamo, andiamo e contribuiamo. Perché missione si fa con la bocca, annunziando, con il cuore, pregando, che noi preghiamo con tutta la nostra anima, che il Signore converta, convinca, e con le nostre mani che noi contribuiamo. Che possiamo, fratelli, oggi consegnare la nostra offerta, dicendo: la mia offerta vale un'anima. E quanto vale un'anima? Quanto vale un'anima? Quanto vale? Quanto vale? Allora facciamo questa preghiera chiedendo al Signore che non che ci benedica, perché tutti qui sono già benedetti, sì o no? Siamo in Cristo o no? Allora preghiamo perché la nostra offerta sia benedizione nella vita di altri che non conoscono Cristo.
Amen? Vorrei invitare la missionaria Lia, che è con noi stamattina, per alzare questa preghiera di gratitudine al Signore e pregando per questa offerta che noi consegneremo sull'altare di Dio. Amen? Funziona. Devi urlare. Io ho la voce anche bassa, proverò. Pace a tutti. Mediante la fede in Cristo Gesù, per mezzo dello Spirito Santo, noi siamo qui questa mattina, offrendoti a te la nostra vita. Tu hai detto quanto 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Noi siamo più di 2 o 3 e sappiamo che tu sei qui. Allora noi ci arrendiamo a te, rendiamo le nostre vite, i nostri pensieri, le nostre sfide, i nostri dubbi, le nostre incertezze, arrendiamo le nostre paure, le nostre ansie, arrendiamo tutto ai tuoi piedi e ci fidiamo di te. Tu sei la nostra forza, la tua presenza produce forza, la tua presenza produce vita, la tua presenza vivifica i nostri cuori. Per mezzo dello Spirito Santo noi abbiamo questa certezza. Offriamo a te il nostro culto, la nostra offerta in segno di adorazione, in segno di arresa, in segno di sottomissione all'Eterno degli eserciti, il nostro Maestro, la nostra guida, la nostra salvezza, il nostro tutto, che è benedetto in eterno. Amen. Come hanno dimenticato di mettere il post sulla carica e è scaricato, ma loro Wallace sta mettendo là e si può fare direttamente là. Quindi i fratelli che vogliono fare la sua offerta con la carta, anche una persona mi ha detto: pastore, ma perché la carta? Ho detto: guardi, quando tu vai alla banca, tu usi carta o no? Quindi siamo nel mondo, non è che questo è cosa del mondo nel senso peggiorativo, questo è ciò che funziona nel mondo e quindi io sinceramente uso più la carta perché mi è comoda. Io immagino ogni mattina o ogni giorno che devo andare con i soldi a prelevare, no, non ce la faccio, vado una volta, verso quello che devo versare e lascio lì e così lavoro con la carta. Quindi i fratelli che vogliono fare la sua offerta lì possono andare direttamente, che c'è il fratello Wallace, e noi offriamo al Signore con gioia. Oggi vorrei fare, accomodatevi, oggi vorrei fare diverso, vorrei invitare le sorelle che si preparano già per il decennio della missione a lodare il Signore. Venite qua davanti che ci sarà il coro. Le sorelle che vogliono partecipare del coro del decennio della missione, vorrei dire, no, oggi che ci sarà un coro, è una notizia, attenzione qua perché dopo non sapete dire cosa sto dicendo. Le sorelle che vogliono partecipare del coro, che ci sarà un coro per l'8 novembre. Priscilla non è qui oggi perché ho mandato lei in missione a Pomarance e è da giovedì là in missione con la famiglia missionaria che ha lavorato questo fine di settimana con i bambini. Ma mi ha chiesto di dirvi a tutte le sorelle che sono aperte le iscrizioni per il coro che si farà la prova per l'8 novembre, dove noi ringrazieremo Dio per 10 anni di opera missionaria in Italia. E sarà una lode di gratitudine al Signore. Amen? Quindi vorrei chiedere alle sorelle che partecipino, perché voi fate parte di questa storia. Amen? È solo parlare con la missionaria Priscilla, tutti, ok? Perché è impossibile parlare una a una, perché non abbiamo solo qua. E qua è Firenze, è Scandice, è Belluno, parteciperanno tutte le sorelle, ok? Però le nostre sorelle qua vorrei vedervi presenti. Amen? Vi sforzate e partecipate perché sarà molto bello
stare insieme lodando al Signore. Amen? Glória a Dio. Venite qua davanti per lodare un cantico e mentre lodiamo offriamo al Signore la nostra offerta. C'è anche questo. Vieni Adele, vieni Mafalda. Vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra, nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. Io descopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Amen. I bambini per la classe felice. Preghiamo per loro, vorrei invitare il pastore Davide per fare questa preghiera per i bambini. Hanno proprio smesso. Condividere la tua parola, condividere la tua presenza in mezzo a noi e ti prego affinché questi piccoli fanciulli possano veramente essere ammaestrati nelle tue vie, nella tua parola e possono iniziare a comprendere fin dalla loro gioventù le cose importanti che riguardano il nostro Signore Gesù Cristo e anche il loro Signore Gesù Cristo, perché anche se sono piccoli tu sei il loro Signore. Perciò Padre Santo li rimettiamo nelle tue mani affinché la loro mente possa essere pronta e aperta per ricevere le cose di Dio attraverso i loro monitori, attraverso gli insegnanti che tu hai messo accanto a loro. Tutto questo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Io vorrei anche ricordarvi che abbiamo
ogni anno noi abbiamo un proposito missionario, no? E questo anno scorso abbiamo deciso insieme di fare quello barattolino salvadenaio, no? Con un proposito, che sarebbe un anno di proposito. Invece di ogni mese che noi portavamo la nostra offerta missionaria o facevamo il culto missionario e lì mettevamo la nostra offerta, allora noi abbiamo deciso l'anno scorso di fare questo barattolino missionario dove ognuno metteva la sua offerta a casa come un'offerta di primizia. E quindi adesso a novembre, che è la nostra conferenza missionaria, noi riporteremo le nostre barattolini, i nostri salvadenai che noi abbiamo salvato per la missione. E sto pregando perché il Signore aiuti a ogni mese siamo in preghiera, perché quando facciamo un voto, perché quello è come un voto, e quindi noi restituiremo questo barattolo lì questo novembre, e questi soldi saranno usati per la ristrutturazione là di Pomarance, che abbiamo già fatto tutto un preventivo che sarà presentato in assemblea a voi per gli infissi, perché come è molto freddo bisogna cambiare gli infissi che sono già, non riusciamo a restaurarli, sono molto vecchi, e solo la parte di giù, che è la parte della chiesa, bisogna fare tutti questi lavori. Ma non vi sentite pesantiti di questo, perché Dio conta con chi conta con Lui. Ma come non ho capito, pastore? Sì, se io mi fido del Signore, Lui conta su di me in questo, ma se tu ti fidi in te, Lui non vuole questa offerta. No. Se la tua fiducia è in te e tu starai a dire no, perché io non posso, non dai un'offerta dicendo perché io non posso, perché nessuno che dà può. Tutti, i ricchi e i poveri, tutti, quando fanno un sacrificio, perché quel soldo poteva essere usato per un'altra cosa personale, sì o no? Perché quando noi diamo, noi sacrificamos qualsiasi cosa, un sogno, un viaggio. Ah, ma non è importante un viaggio, per te no, ma per me sì, sì o no? A volte una cosa per uno non è importante, ma per un altro sì. E non dobbiamo diminuire le necessità, il bisogno, né i desideri delle persone. Quindi qualsiasi offerta è un sacrificio. E quando noi la sacrifichiamo veramente, non è quando noi diciamo guarda, questo mi avanza perché può essere, non mi sarà utile e darò, come per dire, per non rimanere senza dare darò. Non fare questo, perché è questa visione di Anania e Safira che li ha amassato, che loro, per il fatto di vedere Barnabà dando tutto, donando tutto, ha detto dobbiamo fare anche noi perché tutti ci vedono bene. E qui non è una questione di vedere bene, perché chi vede di più è il Signore, sì o no? E conosce ogni cuore. Ringrazio Dio per la tua vita, per la tua famiglia, e siamo tutti in questo proposito. Se vorrà il Signore sarà fatto, e se vorrà il Signore e vogliamo noi sarà fatto. Che Dio possa aiutarci in ogni necessità, in ogni bisogno. Amen? Ma non dimenticare, nell'8 noi dobbiamo restituire i nostri barattoli, questi salvadenai che abbiamo preso lì nella segreteria di missione. Amen? Io vorrei condividere una parola con voi. C'è Pastore Davide qua, predicatore della parola. C'è Talis, predicatore della parola.
c'è Wallace, predicatore della parola, Lucas, predicatore della parola, Michel, missionário, predicatore della parola. Un giorno noi daremo spazio a Michel per portare sua testimonianza, bellissima. Nel pranzo, se volete domandare a lui c'è una bellissima testimonianza di trasformazione. Gesù Cristo è lo stesso. Amen? Lui trasforma. E a volte diciamo, ma tutto un investimento per 4 gatti, 3 gatti, la sua storia ci farà capire che una persona vale. Lui è stato questa una, ma tramite lui Dio sta operando tantissimo. E per la gloria di Dio. Amen? E quindi vorrei dirvi che avendo questi predicatori mi sento anche costretto di parlare, ma per la grazia di Dio vorrei condividere un testo, un pensiero, un messaggio che mi ha dato il Signore tramite questo testo. Non voglio parlare della fine né di quello che succederà, com'è il proposito di questa lettera, di questo libro di Apocalisse, che è il libro della rivelazione. Il testo inizia, che noi abbiamo letto nel versetto 9 del capitolo 1, inizia parlando che Giovanni, vostro fratello, vostro compagno nella tribulazione, nel regno, nella costanza in Gesù, ossia un uomo che era impegnato, un uomo che era coinvolto, un uomo che era si è donato al Signore, diceva usami Signore, eccomi qua. Stiamo parlando di una figura coinvolta, non di una persona ferma, non di una persona che bestemmia o di una persona che è del mondo o partecipa delle cose del mondo. Sto parlando proprio di un santo di Dio. Perché santo di Dio? Perché si è messo separato, lontano dalle cose sporche e ha detto voglio santificarmi. Per chi? Per il mio Signore. Allora tutti noi siamo santi di Dio. Quando noi ci separiamo del mondo, o meglio, siamo separati del mondo accettando Gesù, perché è lo Spirito che ci separa. Quando noi accettiamo Gesù, noi riceviamo il sigillo. Qui a Firenze c'è un bel sigillo, il giglio di Firenze, bellissimo. Sono innamorato della natura e quel giglio è bellissimo. Però c'è tante cose, c'è orgoglio in quel giglio, c'è maestà, ma non mi viene ora, ma ha scritto su portifici, no? del palazzo di Firenze che Gesù, che Dio è il re del popolo fiorentino. Salvanarola, grazie Silvia e Milvia. Quindi tutto quel fiore, quella maestà rappresenta la gloria di Dio, perché il Signore ci ha riempito di gloria. Noi non diamo gloria a noi, ma siamo pieni della gloria di Dio. Isaia ha detto, io morirò perché? Perché vedo il Signore. La terra è piena della sua gloria. E lui dov'era? Sulla terra. Allora la gloria che era sulla terra era anche nella sua vita. E quindi, fratelli, nonostante noi siamo perseguitati, nonostante noi siamo feriti, noi siamo travagliati, il Signore versa la sua gloria sulla Chiesa, sul suo popolo, e noi possiamo continuare avanti servendo Lui. Giovanni, non diverso da noi, si trovava in Patmos. Cosa vuol dire questo? Vuol dire in prigione, vuol dire rifiutato, vuol dire nella solitudine, perché molte volte scegliere il Signore sarà essere nella solitudine.
Molte volte servire al Signore è perdere i nostri amici. Avete già provato di parlare a Gesù a un amico tuo? Vedrai se è tuo amico, perché quando tu cominci a parlare di Gesù, o rimani o vai via. È vero o non è vero? Quando noi testimoniamo Cristo e portiamo Cristo come corpo di Cristo, fratelli, le tenebre non vogliono rimanere nel nostro perimetro, non vogliono, perché non c'è accordo, comunione, rapporto fra la luce e le tenebre, non c'è. Perché ci sono tante persone che hanno tanti amici? Ah, ma io ho questa amica, io ho questo amico, io ho questa persona che è mio best friend. Ah, mamma mia, è una persona meravigliosa. Parla di Gesù a questa persona. Vivi Cristo. Porta Cristo e comincia a vedere che questi amici non rimarranno, perché sono con te, perché tu li favorisci nelle sue necessità o nei suoi affari o nel loro peccato di vita. Quando Giovanni dice io sono nell'isola chiamata Patmos, lui dice anche la causa che vi sto dicendo, a causa della parola di Dio. Perché le persone non vogliono vivere la parola? Perché la parola di Dio ci porta molte volte a una vita di solitudine col mondo. Vedete una cosa? Lui parla in questo versetto giustamente la sua condizione come cittadino, come umano. Ma che triste allora essere un credente. Se perderò tutti i miei amici sarà molto triste essere un cristiano. No? Lui non si è fermato qua. Alleluia! Lui non si è fermato qui in questo versetto. È vero che Giovanni lì era nella solitudine, era in carcere, in prigione, era dimenticato dai suoi, era privo di beni, perché un prigioniero cosa porta? Cosa ha? Non ha casa, mangia quello che danno, sì o no? Allora, lui era privo di tutto, ma lui non si ferma. Lui nel versetto 10 comincia a dire il valore di una vita cristiana. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore. E udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatire, a Sardi, a Filadelfia, a Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro. E in mezzo ai 7 candelabri, uno simile a un figlio d'uomo vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come la lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva 7 stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a 2 taglie affilata e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Giovanni dice:
È vero persecuzione, è vero solitudine, è vero privazione, è vero mancanza, è vero dolore, è vero ferite, è vero parole dure, tutto è vero, ma è anche vero che in questa condizione che vivo, il Signore si rivela potentemente a me. E cosa sostituisce la gloria di Dio? Cosa può sostituire la gloria di Dio? Un'amicizia? Quanti soldi possono comprare la gloria di Dio? Che ricchi possono comprare la gloria di Dio? Chi è il governatore, il re o l'autorità ora più grande nel mondo, o più evidenti, o quella che ha guadagnato il premio Nobel della pace, che può avere la gloria di Dio? Molte volte, fratelli, noi ci sentiamo meno per essere cristiani e abbiamo vergogna di essere cristiani e abbiamo vergogna di testimoniare Cristo. Quando non capiamo la grandezza, l'importanza, il valore della gloria di Dio. La Bibbia dice che Mosè, il profeta del popolo giudeo, ha mangiato la manna, ha bevuto dell'acqua che usciva dalla roccia, ma nonostante avendo la manna, nonostante bevendo dell'acqua che usciva dalla roccia di Meriba, lui ha voluto la gloria di Dio e ha detto: se tu non vieni con me, io non darò un passo. Perché per lui non importava la manna, per lui non importava l'acqua, per lui ciò che importava era la presenza di Dio nella sua vita, insieme al popolo, nell'accampamento di Israele. Era la presenza che faceva la differenza, era la presenza che faceva che tutti i popoli della terra considerassero Israele come popolo di Dio. Perché la ricchezza non ti farà essere considerato, ti farà avere dei privilegi. Le amicizie non ti farà una persona così empatica, una persona che ha un rapporto sociale esteso. Le amicizie non ti farà avere posti di evidenze. Perché una persona che ha tanti amici, in Brasile la prima cosa che dico, tu devi essere un politico. La prima cosa che si dice, tu devi essere un politico perché tu hai tanti amici, tu hai un bel rapporto, tu stai bene con le persone. E nel mio paese essere un politico è sinonimo di essere neutro, ossia io sono a favore di tutti e non ho una linea di verità. La parola è diversa di politica. Gesù ama tutti, ma la linea è quella. Gesù ama tutti, ma la verità è quella. Gesù vuole tutti, ma la verità è quella. La via è quella, non ha altra. La porta è quella. La fine è quella, il modo è quello. Non esiste proprio un consiglio democratico con Dio, non esiste. Lui è il Signore. Noi desideriamo consigli, democrazie, e a me piace verde, a te piace rosso, a quell'altro piace blu, a quell'altro piace giallo. Ah, ma dobbiamo avere una democrazia. È vero, sì, sono a favore, sono democratico, ma noi non possiamo escludere che nel regno di Dio non è democrazia, è teocrazia. È Lui che comanda su in cielo, sulla terra e sotto la terra, e quando Lui ci dice fai così, guai a te di non farlo, perché se tu non lo fai, non fai parte del suo regno.
Per questo le persone che sono proprio dottrinate in questa cultura, in questa ideologia, dove le persone non sono sottomessi, questa parola sottomissione è quasi esclusa dalla società, è vista proprio di modo peggiorativo, ma con Dio se tu non sei sottomesso, tu non fai parte del suo regno. Allora non voglio fare parte del regno di Dio. Allora tu fai parte di un altro regno, ma di uno dell'altro tu fai parte. Quel regno tu hai libertà, quel regno tu hai tutto, soddisfazione, è d'accordo con te, quel regno è d'accordo con i tuoi pensieri, tu puoi pensare quello che vuoi, tu puoi fare quello che vuoi, c'è una libertà gigante, fra virgolette. Tu puoi essere quello che tu vuoi essere. Ho visto un giorno un ragazzo che cantava, che era un ragazzo di Dio, ha dato una testimonianza dicendo: adesso che sono uscito dalla religione, io sono libero. Sei libero proprio. Gesù, quando Giuda era lì sul tavolo, ha detto: fai quello che è nel tuo cuore. Fai, fallo. Fallo, vai a fare. Non trattenerti. Gesù poteva prendere Giuda così e dire: stai qua, non mi tradirai. Poteva o non poteva? Quante volte noi vogliamo dare colpa agli altri di ciò che ha nel nostro cuore? Quante volte noi vogliamo dare colpa agli altri di ciò che abbiamo pensato o di ciò che desideriamo? Ma tu non sapevi, perché non mi hai trattenuto? Tu sei adulto, tu sei una persona che pensa. Tu non sei mica un vegetale, un cane, un gatto. Dio ti ha formato con tutto intelletto. Sotto Dio e sotto il cielo tu sei la primizia del creato. Non fare furbo dicendo: io sono così per causa di quello o di quell'altro, perché c'è proprio un'azione vittimista che, come un'ombra, come un raffreddore che prende la popolazione, il mondo, dove le persone sono vittime delle sue cose, della loro storia. Ho visto ieri un pastore che scaccia via i demoni, come si chiama qua? Un esorcista. E la persona il demonio si manifesta e lui comincia una intervista con quello demonio. Allora, da che generazione tu sei? Di chi ti ha portato? Chi ha fatto questo? Chi ha fatto quell'altro? Ma allora, perché tu vuoi sapere di tutto? Perché bisogna tutta questa intervista? Per che cosa? Non per capire che tipo di trattamento avremo. Fratelli, preghiamo Gesù che è sufficiente. È nel nome di Gesù che siamo nuovi. È nel Vangelo che viviamo vita nuova. Queste prigioni e catene si spezzano quando noi andiamo sulla parola, quando la nostra via è illuminata dalla parola. Giovanni ha detto: io veramente soffro, ma soffro felice perché non mi manca la presenza del Signore. Giovanni aveva una storia, sì o no? Una famiglia, sì o no? Ma quando lui si è riferito nel versetto 9, lui ha detto: io sono vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù. Ossia, lui sta dicendo nella sofferenza, ma anche nella gloria. Io so di che partecipo. Io so da che cosa partecipo. Non sono partecipi solo dei dolori. Ah, ma guarda, mi manca il lavoro. Soffri. Soffri con Cristo, è vero, soffri. Perché oggi le persone viviamo in un mondo secolarista che se manca il lavoro è come se mancasse sangue sulla vena. Per favore, per carità.
Non voglio sminuire il lavoro, è importante, l'uomo deve lavorare, il Signore ha detto e ha dato dei doni, dei talenti, di cose, ma noi non possiamo fare dal lavoro nostro Dio. Non possiamo fare delle nostre necessità i nostri dei. Non dobbiamo dire come Daniele, guarda, io sono ebreo di ebrei. Mi permetta mangiare un altro menù, perché questo menù del tavolo del re non lo posso mangiare. Noi vogliamo mangiare diversamente. Era pure in Babilonia. E poteva dire, sono già schiavo, esilato. è come dice qua, devo accettare. Quante persone che parlo, che vieni nella stanza pastorale a parlare e dici, ma pastore, devo accettare. Non devi niente. Tu sei libero in Cristo. Non soggettatevi alle condizioni di questo mondo. Dio vi farà prosperare con verdura. Sa cosa vuol dire questo? Dio vi farà prosperare senza il sistema. Fuori il sistema. Perché il sistema è, dobbiamo lavorare domenica, lunedì, martedì, di giorno, di notte, perché devo pagare, devo fare. Ehi! La Bibbia dice che quando Daniele ha deciso del suo cuore con i suoi amici di non mangiare del mangiare del re, di dire guarda il menù del re non è propizio a noi, lasciaci mangiare come noi mangiamo là e quindi nel nostro paese mangiamo così e tu vedrai. È fiducia, è coraggio, è audacia, è certezza, è fede. Capitolo 11 di Ebrei dice fede, fede. Non è una parolaccia, non è una parolina piccolina, una parola piccola con 2 sillabe. No, fede è molto di più. È la certezza di cose che non si vedono ma che si aspettano, perché abbiamo certezza. E passati i giorni la Bibbia dice che quando quell'uomo del re è arrivato ha detto mamma mia, come mai voi non mangiate il menù del re e siate più eccellenti di questi altri, di tutti quanti hanno mangiato? Fratelli, scegliere Gesù ci farà essere coinvolto dalla gloria sua. Dio glorificherà il suo nome nelle tue scelte. Nessuno ha detto un amen? Dio glorificherà il suo nome nelle tue scelte, nelle tue decisioni. Perché quando noi mettiamo Cristo al primo posto, allora tutto ciò che noi facciamo, Lui rendi eccellenti. Non è che facciamo eccellenti, Lui rendi. Alleluia! Dai mia foriga, gloria! Sento questa gloria di Dio. Nella sofferenza di infermità, ma sento la sua gloria che parla con me, dicendo calma che questa tua infermità passerà come la notte. Mi ha detto proprio così, passerà così, una notte e giorno. Finito? Mamma mia, non mi aspettavo, è finito! È la gloria di Dio! Il mondo non la può avere. Quale sarà la tua scelta oggi? Questo messaggio che vi ho portato è per dirvi che scelta tu farai. Privazione, rifiuto, meno, no grazie, puoi dare un altro. Solo gli altri, quando gli altri sono qua a predicare potete dare, se mi date da bere io perdo la concentrazione.
Quante cose perdiamo. Per scegliere le proposte che arrivano, che fa bene, che è buono per noi. Ah, questo è buono per me, per la mia famiglia. Vedi, sono cose che Satana mette proprio davanti. Dice, ma questo è buono per la tua famiglia. La famiglia è la cosa più preziosa, no? Quando Satana è andato a tentare Gesù, cosa ha offerto a lui? Dopo 40 giorni, 40 notti di digiuno, la prima cosa che ha offerto cos'è stata? Alleluia! La Bibbia dice che lui aveva fame. Dopo 40 giorni, 40 notti ha avuto fame e Satana si è presentato. Trasforma questi sassi in pane. Per un umano trasformare sassi in pane è impossibile, ma noi stiamo cercando di trasformare sassi in pane. Ci sono persone che stanno faticando per trasformare sasso in pane. Ci sono persone che stanno rovinando la vita, la famiglia, il ministero per trasformare sasso in pane. Ma Gesù ha detto, Satana, vai via, Satana! Non è solo di pane che vivrà l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia! E se Dio chiudi? E se Dio chiude il cielo e non scende più la manna? E allora? E se Dio dice alla roccia, fermati, niente acqua? Molto semplice questa predica di oggi. Obiettiva. Scelta di vita. Il Signore sta parlando a me e a te su scelta di vita. Cosa abbiamo scelto per la nostra vita? Finisco con le parole di Geremia dicendo, la mia parte. Mettiamoci in piedi. La mia parte. La mia porzione. Quello che ho. Il principale della mia vita. Alleluia! È il Signore. Giovanni ha visto tutto e penso che quello che ha visto, quello che ha vissuto con Dio, lo ha consolato. Fratelli, lo Spirito Santo sta incoraggiando questa chiesa oggi, non sta riprendendo, sta incoraggiando questa chiesa. Lo Spirito Santo ti sta incoraggiando hoje, dicendo, scegli me, scegli la presenza del Signore, scegli il figlio, perché se tu scegli il figlio, tu scegli il padre, scegli. Fai questa scelta oggi, lo Spirito Santo sta con gemiti dentro il tuo cuore, dentro la tua vita, dicendo, scegli. Sa quando le cose che sopraggiungono verranno? Quando il tuo cuore sarà innamorato dal Signore. Quando tu amerai il Signore con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Allora, quando le cose arriveranno, saranno come niente, perché la cosa principale tu ne hai, che è il Signore. Scegli oggi il Signore, come Giovanni ha scelto. Si è trovato in Patmos, ma Patmos non ha cambiato. Anzi, nella sua prova, lui ha visto di più, ha sentito di più. È nella tua prova che io voglio versare gloria.
Paolo disse: nella mia debolezza, Lui mi ha fatto forte, tramite la sua grazia. Quando ero debole, allora ero forte. Quando mi sentivo debole, allora sì, ero forte. Era in quella mancanza, era in quella inutilità, quando non mi sentivo nemmeno gente. E quando vedo lui dicendo che lì lui era forte, io capisco che lui vedeva qualcosa di soprannaturale, perché nessuna cosa naturale poteva sollevare Paolo. Nessuna cosa fisica poteva sollevare uno che era in un carcere. Niente soddisferà la tua anima se non il Signore. È Lui che soddisfa l'anima. È Lui che riempie l'anima. È Lui che ti fa gioire veramente. È Lui il principe della pace, la pace che la tua mente non raggiunge fisicamente, ma che lo Spirito genera. Non è con una seduta, no, non è una seduta che tu ti riprenderai. No, puoi fare 25 sedute, 1000 sedute, ma se il Figlio vi libererà, sarete liberi. Alleluia. È Gesù che libera. Ringrazia Lui stamattina perché sei in Lui. Ringrazia Dio dicendo: grazie Signore che io sono in te. Capitolo 15 di Giovanni: io sono la vita e voi siete il tralci. Chi è in me, io in lui, produce frutto. Chi piace un bel frutto? Uva, siamo in tempo dell'uva, del fico. Mangia. Alleluia! Lo Spirito sta dicendo mangia. Ho portato, qui oggi non è Santa Cena, ma c'è un tavolo spirituale dicendo mangia, godi. Soddisfa la tua anima dalla mia presenza. Piangi nella mia presenza, glorifica Lui nella presenza sua che è qui in questo ambiente. Oh Signore, siamo qui Gesù e vogliamo ringraziarti. Stamattina vogliamo darti gloria. Vogliamo, Signore, dire che la tua presenza è tutto. La tua presenza è tutto, Signore, e vogliamo solo la tua presenza. Signore, che i nostri cuori possano trovare, Signore, la pace. Come Daniele ha detto: voglio solo mangiare la verdura, non voglio il menù del re. No, grazie. Signore, che stamattina possiamo dire no ai piatti che ci sono offerti. Che oggi, Signore, possiamo mettere a posto la nostra vita che a volte è un po' sregolata. Noi, Signore, vogliamo molte volte fare dei sassi pani per soddisfare la nostra vita fisica. Signore, e pensiamo di mangiare pane e siamo soddisfatti con quel pane quando è sasso pesante, giogo pesante, e sacrifichiamo il principale, ci sottomettiamo al sistema e trasformiamo sassi in pane, ma Signore, che oggi possiamo regolare la nostra vita secondo la tua parola e dire alla proposta di Satana no. Non è solo di pane che vivrà l'uomo, ma di tutta la parola. E quando lui ha rifiutato non solo quello, ma anche la gloria, anche buttati, perché lì ti darà ordini agli angeli al tuo cospetto di tentare Dio.
Lui ha resistito, ci fa resistere oggi, Signore. E la parola dice che dopo la tentazione gli angeli sono venuti. Alleluia! Gloria! Gli angeli sono venuti a servire Gesù. Stamattina gli angeli sono qui a servire ognuno di noi. Mangia della porzione. Come gli angeli che hanno visitato la casa di Abramo, oggi gli angeli visitano la tua casa, ma non visitano nel loro nome, sono mandati da Dio per ordinare. E come nella vita di Maria una novità è successa nella visita di quell'angelo Gabriele, oggi il Signore sta dicendo una novità, una cosa nuova verrà nella tua vita. Dalla parte dello Spirito Santo, dalla parte di Dio. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego, ti ringrazio per la tua parola. Amen. Fa che io venga al tuo fiume, Signore. Fa che io beva al tuo fiume, Signore. Fa che io viva al tuo fiume, Signor. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. Ancora. Fa che io venga al tuo fiume, Signor. Fa che io beva al tuo fiume, Signor. Fa che io viva al tuo fiume, Signor. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. Chi è felice con Gesù? Abbiamo ricevuto la porzione oggi? Chi è la tua porzione? È il Signore la mia porzione. Passerà. Passerà come la notte. Sarà giorno nella tua vita. Amen? Dio vi benedica. E stasera c'è Santa Cena a Scandici. I fratelli che non hanno partecipato della Santa Cena settimana scorsa facciano forza di andare là per la Santa Cena, per partecipare oggi. E vorrei chiedere anche, il mese scorso ho cominciato questo movimento. Ho detto nessuno rimarrà senza partecipare della Santa Cena. Perché la Santa Cena, fratelli, è anche il rinforzo dell'anima. È la conferma. È la comunione col Signore, con i fratelli. È il simbolo della nostra comunione, è il simbolo della nostra fede, del sacrificio che ci ha salvato. E a volte si salta la Santa Cena come se non fosse nulla e passa un mese senza farla. E io come pastore sono molto preoccupato di queste persone che fanno così. La nostra Santa Cena è sempre la prima domenica del mese. Vi programmate. Volete viaggiare, fare qualcosa? Fate un'altra settimana, un altro giorno. Se volete ammalarsi, vi ammalate nel lunedì, non nella domenica della Santa Cena. Scherzo, questo è uno scherzo. Ma se per caso di malattia non siete venuti, pastore, non sono venuto perché ero malato. Quando questa settimana, quale giorno che lei può venire a portarmi la Santa Cena? La Santa Cena verrà portata, ma non si salterà. Amen? Non si salterà. Ok? Io vorrei convocare un'assemblea prima del nostro incontro, un'assemblea che è importante, dove voglio parlare alcune cose della missione, ma della Chiesa di Firenze.
non solo della missione, ma della Chiesa. Quindi sarà una riunione e un'assemblea insieme. Nella domenica è impossibile e vorrei fare in un sabato dove noi possiamo essere qui, tutti i membri della Chiesa presenti, per discutere i temi che ci sono da discutere. E se avete qualcosa, parlare prima, che sia discorso, parlate prima perché sia messo nell'ordine del giorno. Quindi fino a venerdì mi mandate le richieste che volete che sia messo nell'ordine del giorno, che verrà trattato. Niente che non sia scritto verrà trattato. Quindi se ci sarà scritto, noi tratteremo quel tema. Se ci sarà un altro, allora diremo, dobbiamo convocare un'altra riunione per questo, ma i temi che verranno trattati devono essere scritti. Vorrei darvi voce per dire le cose che volete parlare, che sia migliorato, che sia nell'assemblea. Ok? Io vorrei convocare questa assemblea per il primo sabato di novembre, così abbiamo tempo per ricevere l'ordine del giorno, perché domenica riceviamo questa convocazione tutti, e così avremo questi giorni da pregare sull'ordine del giorno. Qual è il giorno, Lucas, del sabato? Il primo sabato, proprio primo, festa? Allora, va bene per tutti? Faremo questa convocazione, o meglio, facciamo questa convocazione di sera, perché ci sono fratelli che lavorano, ma non sera tardi, perché c'è la domenica. È meglio che sia alle 4, va bene? Alle 4, va bene? Puntualmente alle 4, e seconda convocazione alle 4:30. Quindi alle 4:30 iniziamo con chi c'è, ok? Questo io manderò già un messaggio a tutti, ma il messaggio che arriverà oggi, stasera, è un messaggio chiedendo le cose che vogliamo trattare. Il messaggio di domenica sarà il messaggio con l'ordine del giorno, con il verbale di convocazione, dove ci sarà tutte le cose. E nel 1 di novembre faremo questo incontro e parleremo. Non è un momento di litigio, ma è un momento dove noi possiamo migliorare e dire, pastore, possiamo fare così, questo si può fare. E l'assemblea deciderà. Quello che l'assemblea deciderà sarà deciso. Amen? Quindi ci siamo per questo. Amen? Tutti? Qualsiasi cosa mi parlate, non trattenere niente, quello che volete parlate, che sarà messo nell'ordine del giorno, e così tratteremo. D'accordo? Grazie pastore Davide, Lia, che sono venuti oggi. Loro sono nostri fratelli, partecipano con noi di questa missione. Io sempre, qualsiasi cosa che succede o che devo fare, io chiamo pastore Davide e comunico a lui, mi consiglio con lui, parlo, perché ho imparato così. Non è che io sono un pastore e sono il sovrano è Dio. E quindi cerco sempre i suoi consigli, che è molto saggio, e mi ha aiutato già in tante cose. E ringrazio Dio per la sua vita. Loro non sono tanto presenti perché assistono le figlie che hanno i nipoti fuori la Toscana, in Liguria e in Svezia, o in Svizzera, o in Svezia, chissà, in Svizzera. E per questo non sono tanto presenti tutte le domeniche qua con noi, per causa di questa necessità che hanno di assistere le figlie. Hanno 3 figlie benedette che servono il Signore. È una gioia, e loro danno questa assistenza almeno 2 o 3 o 3 fini di settimana al mese là, perché lavorano durante la settimana, e a volte possono venire solo una volta al mese o 2. Ma la Chiesa capisce, perché non è che loro sono a casa a dormire che non vengono. Volevo dire questo.
ah, pastore, metti questo a predicare che non viene mai. Lui è sempre presente, contribuisce con noi, con i suoi consigli, con la sua parola. La Lia è una donna di Dio, per fare un riassunto di ciò che lei sia, è una donna di Dio, e vogliamo fare un progetto con lei della porcellana, perché visto che durante la settimana lei può fare, e quindi di fare un laboratorio di porcellana, sarebbe bellissimo. Però qui non abbiamo spazio, ma si può fare a Scandici e andare lì e partecipare di questo laboratorio, imparare qualcosa che servirà anche, perché oggi è tutto cinese. Non ho niente contro i cinesi o contro il modo loro di schiavitù. Fratelli, io dico a Priscilla, se io potessi, io sto proprio per decidere, io devo prendere decisioni in alcune cose. Ho preso decisioni del dolce, perché è una droga, lo zucchero è una droga. Io ho detto non voglio più. E già da tanto tempo, tanti mesi, più di anni già, 2 anni, non mangio i dolci. La Lia sempre mi porta una cosa senza lo zucchero, tutto naturale. Lei è una cuoca, pasticcera. Mi ha fatto di compleanno non so quando, una torta meravigliosa. Sono andato in Svezia e ho portato la torta con me dietro. Quando ho passato lá, não, questo non può, ho detto no, io mangio tutto qua, ma non si butta. Io ho mangiato tutto prima e ho deciso questo e sto proprio per decidere questo. Quando tu compri
Cuscuz, tudo. Ringraziamo il Signore. Abbiamo già pregato, no? Ma preghiamo di nuovo che non è mai meno. Gloria a Dio. Preghiamo al Signore ringraziando. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti di questa opportunità, di tutto ciò che tu ci hai dato, anche delle direttrici che ci hai dato da seguire. Aiutaci a compiere, Signore. Aiutaci a essere vigilanti, attenti a tutto che il nemico vuole coinvolgerci, perché noi veniamo a finanziare il loro progetto. Che tu possa, Signore, aiutarci a essere fedeli a te in ogni cosa. Benedice ogni famiglia, ogni casa. Benedice ognuno che è qui, quelli che non ci sono. Signore, ti prego di essere con noi, sia la nostra forza. Nel nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Noi diciamo Amen. Che Dio vi benedica.